fare. Adesso cambiamo momentaneamente argomento, ritornano i sondaggi, allora ringrazio per essere collegato con noi via Skype Giorgio De Carlo di Queris. De Carlo, ben ritrovato, buonasera. Buonasera a voi. Senta, allora oggi parliamo di mass media, quindi insomma anche di televisioni, oltre che di internet, di carta stampata e di fake news, perché insomma da un po' di anni a sta parte si parla molto di fake news. Lei ha condotto un sondaggio sul nostro campione tradizionale di oltre 600 intervistati in tutte le province. Allora, che cosa ha chiesto e come hanno risposto i veneti? Sì, il sondaggio appunto verteva in particolare sui media di cui gli intervistati si fidano e chiede addirittura misure più percezione proprio al tema delle fake news. Per quanto riguarda i media di cui il nostro campione di Veneti si fida, abbiamo proprio questa classifica gerarchica in quest'ordine: televisione, internet e carta stampata, con televisione ed internet che sono più o meno allo stesso livello, fra un 33 e un 30%, e la carta stampata che invece è molto sotto, con un valore pari al 21,5%. Senta De Carlo, la interrompo subito chiedendole una domanda. Abbiamo visto come insomma, il media tradizionale insomma, da sempre è la TV, ma si fidano maggiormente delle televisioni come dire, il pubblico giovane oppure i loro padri piuttosto che i loro nonni? Ecco, allora il dato è chiarissimo e incontrovertibile, si vede come la fiducia per quanto riguarda la televisione cresce al crescere dell'età, tant'è vero che gli over 55 esprimono un valore che è pari quasi al 38%, mentre invece per internet succede esattamente il contrario, si parte dal 41% di fiducia dato dagli under 34 per arrivare fino a un 18% degli over 55. Cala completamente. Vediamo adesso insomma, perché lei ha chiesto anche se i veneti si ritengono insomma, in grado, no, di capire, di selezionare, di capire quando una notizia è una fake news oppure quando siamo di fronte a una vera notizia. Sì, il dato diciamo macroscopico è che l'84,4% degli intervistati ritiene di essere in grado di distinguere una notizia reale da una falsa, ma andando un po' più nel dettaglio vediamo come un 18,2% ritenga di avere una eccellente capacità di distinguere le fake news, mentre il 66,2% degli intervistati si ritiene molto più prudente, quindi pensa di avere una buona capacità ma non ottima, e quindi diciamo di essere anche lui nella possibile balia delle fake news. Senta De Carlo, anche in questo caso le chiedo, chi si sente insomma, più abile, più bravo a distinguere una notizia vera da una fake news? Ecco appunto, mi ha anticipato perché lo stavo dicendo, esattamente specularmente prima i non capaci, quelli che si ritengono non capaci di distinguere una fake news sono gli over 55, mentre si ritengono assolutamente capaci di farlo, con una percentuale elevatissima pari a oltre il 90%, gli under 34. Quindi c'è una forte autopercezione di capacità di distinguerle da parte dei giovani rispetto agli adulti / anziani. Abbiamo detto prima, insomma, c'è un dilagare di fake news, forse anche in concomitanza con, ed è successo non da poco tempo, insomma da più di qualche anno, con il dilagare dei social. Per quanto riguarda insomma, i veneti e la loro preoccupazione insomma, di fronte a questo dilagare di fake news, cosa hanno risposto? In questo caso il giudizio è unanime e granitico, diciamo l'87,4% è molto più abbastanza preoccupato, quindi abbiamo solo un 12% residuale di persone che lo sono poco più per nulla. In questo caso le differenze diciamo, per quanto riguarda le classi di età sono molto più contenute, benché siano gli adulti / anziani quelli che sono i più preoccupati, ma sostanzialmente la differenza è abbastanza contenuta tra tutte le classi di età. È un fenomeno trasversale. Grazie a Giorgio De Carlo, grazie per questo sondaggio. Insomma, De Carlo, a martedì prossimo, arrivederci, buona serata. Arrivederci, buona serata.